Care amiche e cari amici, eccoci al nostro terzo appuntamento con l'Appenzeller Museum. In questi mesi in cui purtroppo è proibito spostarsi, gli oggetti delle collezioni del museo soffrono molto di solitudine, perché sono ricchi di storia che sono abituati a raccontare ai visitatori e quindi, se voi non potete venire a fare loro compagnia, ecco che sono loro che vengono a fare compagnia a voi. Dopo aver incontrato i presepi e gli apparecchi per riprodurre la musica, oggi parleremo dei segnatempo, che tutti conosciamo con il nome di orologi. All'alba del mondo, l'uomo non aveva alcuna necessità di sapere che ora fosse, perché i ritmi della sua semplice vita erano scanditi dal sorgere e dal tramontare del sole. Progredendo però la civiltà, sorse il problema di dividere la giornata, sempre dall'alba al tramonto, in periodi più piccoli, cioè le ore. E ora deriva dal greco e significa periodo limitato, confine, da cui il termine orizzonte che indica appunto il limite cui può giungere lo sguardo. Il primo strumento inventato per delimitare dunque la giornata fu il cosiddetto orologio solare, così chiamato perché si serviva del sole per dividere le ore totali di luce in intervalli più piccoli. Per parlare di questo orologio vi invito a fare due passi e spostarsi di poche centinaia di metri dal museo per andare nel grande parco comunale detto dei Pioppi. Questo nome deriva dal fatto che dalla grande villa settecentesca Bossi scende fino al lago un monumentale filare di pioppi lungo più di 1 chilometro. Nella parte più alta del parco si trova un orologio solare. Poniamoci in corrispondenza del mese di febbraio, più o meno al giorno in cui siamo. E notiamo che l'ombra proiettata dal sole indica l'ora. Ovviamente, essendo un orologio che si basa sulla luce del sole, le stesse vanno dalle 6 del mattino, e cioè l'alba, alle 6 di sera, e cioè il tramonto. Dei pilastrini indicano gli equinozi e i solstizi, e cioè i giorni di egual luce e di minore o maggior luce nell'arco della giornata. Ma prima di rientrare al museo, diamo un'ultima occhiata al nostro parco. Bene amiche e amici, siamo tornati al museo nella stanza dell'Eterna Armonia, dove sono collocati i 136 orologi del museo. Come al solito, parleremo solo dei più significativi, sperando di poterli illustrare ben presto tutti di persona. Nel 1500 si era pensato di far muovere le lancette dell'orologio con un motore, che allora era una semplice molla. Il problema era però quello di far sì che la lancetta compisse un giro in 12 ore e quindi andava rallentata la forza della molla. In pratica, quante volte l'abbiamo detto, bisognava fermare il tempo. Ecco che Leonardo da Vinci trovò una soluzione, piuttosto complicata per la verità, figlia della sua straordinaria intelligenza. Un sistema di un piccolo peso che alternativamente si spostava da una parte all'altra, sbloccando e bloccando alternativamente un ingranaggio. Ad ogni movimento completo la lancetta avanzava di 5 secondi.
Proviamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5 ed ecco che la lancetta avanza e poi si ferma. Questo ovviamente non è l'orologio originale, ma una sua ricostruzione in base ai disegni di Leonardo. Facciamo ora un salto di 500 anni e osserviamo questa pendola di primo Ottocento. Il pendolo è all'interno e non si vede, realizzato in un poderoso blocco di marmo nero, quindi un orologio importante che non era accessibile a tutti. Ai lati vi sono degli inserti di marmo con bellissime venature. L'orologio però non è molto grande e i segnatempo di questo tipo venivano chiamati napoleonici. Sappiamo tutti che Bonaparte non era molto alto e che cercava di nasconderlo. Questo orologio, appoggiato sulla mensola d'un camino, gli permetteva di guardare il quadrante all'altezza degli occhi, nonostante la sua statura. Al di là di questo particolare curioso, questa è una pendola veramente bella. I primi anni dopo il 1900 videro il trionfo dello stile Liberty. Questo orologio è di quell'epoca, molto elegante, il quadrante è attorniato da un panno nero e vi sono 4 piccoli altorilievi in ottone che rappresentano le 4 stagioni, proprio in stile Liberty. Vediamo l'estate, mentre sta raccogliendo il grano, poi abbiamo l'autunno, vendemmia lua, l'inverno che si sta scaldando a un braciere e la primavera che, proprio come vuole la tradizione, viene portata dal vento zefiro. Ora andiamo in Inghilterra con questa pendola elegantissima. Anche in questo caso il pendolo è nascosto all'interno. È molto curata, la cassa in legno è tutta lavorata con delle motonature molto precise e la particolarità è che il quadrante è attorniato da una lastra in argento finemente lavorata. È un'opera veramente molto preziosa di Bulino. Ora vi faccio vedere velocemente questa pendola, anch'essa intorno al 1930, che pur essendo molto economica, essendo fatta con materiali molto poveri, tuttavia ha qualche pretesa, come per esempio la base dove c'è un altorilievo che echeggia motivi delle colonne romane, ma è veramente una pendola economica perché è addirittura priva di suoneria. Poi abbiamo una pendola siciliana del 1800 e infine non può mancare, attorniato da una fila sterminata di orologi da camino, il classico orologio a cucù del sud della Germania. Ci tengo a mostrarvi questa pendola viennese realizzata a metà del 1800 nel pieno dell'impero austro-ungarico. Infatti viene chiamata imperiale e si vede subito l'aspetto imponente e importante delle colonne in alabastro, degli inserti in madreperla, dà veramente l'impressione di essere un oggetto importante.
La particolarità è che questo orologio, oltre che suonare le mezze e le ore, suona anche i quarti e quindi ha un meccanismo che è decisamente complicato. Sono ancora veramente tanti gli orologi che vorrebbero avere un po' di compagnia. Concludo con questo Norvieux del 1820, una grande pendola a colonna. Vediamo questo pendolo con la lira tipica di questi strumenti e il grande quadrante che è attorniato da una lamina di ottone finemente lavorata. Due ragazzi stanno ballando accompagnati dal suono di un flauto, mentre un altro ragazzo raccoglie il grano. In questi orologi erano tipiche queste raffigurazioni di danza che ornavano il quadrante. L'autonomia era di una settimana. Care amiche e cari amici, direi di concludere questo nostro incontro con un grande saluto da parte di tutti i segnatempo dell'Appenzeller Museum. Grazie e al prossimo appuntamento.